Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Barbara Onnis. Barbara è una docente universitaria che insegna politica internazionale dell'Asia e politica estera cinese presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari. Da 10 anni coordina l'Aula Confucio, che è un'aula dove si organizzano corsi di lingua e cultura cinese, e da 10 anni insegna anche la lingua cinese. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Ciao. Come stai? Ce l'abbiamo fatta? 4 mesi? Più o meno. Vabbè, Non lo so. speriamo ne valga la pena. Ma smettila. E così con diverse persone. Mi Vero? trovo a concordare, cioè Aspetta concordare, a provare a pianificare e ci mettiamo vabbè, saranno le persone molto impegnate. L'importante molto è famose. trovarsi. Ma che Bravissima. famose. Perlomeno non è il mio caso di sicuro. Ma sì, ognuno è famoso a casa sua. Ma ci mancherebbe altro. No? Sì, poi famoso per diverse ragioni, no? Vabbè, ti conoscono tutti a casa. Tuo marito, tue figlie, Almeno tuoi questo. cugini, Certo. tuoi tutti. Sì, assolutamente. Comunque, Ecco. benvenuta. Grazie. Grazie per essere qua. Ti ho presentata, Ok. ho detto che sei una docente universitaria Sì. di cultura. Aspetta, non me lo ricordo più. Mi sono perso. Storie e istituzioni dell'Asia. Brava. Però mi occupo di Cina contemporanea. Brava. Quindi Non ho detto questo, ho detto un'altra cosa. e Mi di ho fatto un storia po' di memoria internazionale adesso. dell'Asia. Ok. Politica E poi internazionale. Hai diretto per 10 anni, no, dirigi Sì. da 10 anni l'Aula Confucio. Abbiamo che è una- appena festeggiato 10 I anni. 10 anni? Sì. Ma cos'è sta Aula Confucio? Questa Aula Confucio è una, diciamo, possiamo fare dei parallelismi così lo capiamo meglio, è un po' il corrispettivo della Società Dante Alighieri per l'Italia, il Goethe Non so Institut cosa per la sia, Germania, questa è l'ignoranza. l'Alliance Française, sono degli istituti culturali che ogni paese utilizza, fonda al fine di promuovere la lingua e la cultura appunto di ogni paese. Ok. Quindi ovviamente l'obiettivo di questa Aula Confucio, ispirata a Confucio, uno dei massimi pensatori cinesi di tutti i tempi, che è vissuto insomma nel IV-V secolo a.C., quindi insomma... E in più hai insegnato lingua cinese? Sì, ho insegnato per diversi anni, però Bravo. insomma questa è Hai smesso un'esperienza... quello di insegnare? Ho smesso perché non è la mia specializzazione, quindi sai, finché devo insegnare ai bambini oppure devo insegnare ai ragazzi che si stanno approcciando, comunque l'ho fatto perché in quel periodo serviva farlo, però mi servo della lingua cinese come strumento per la mia ricerca, per il mio lavoro. Io parto da quando sei nata, Sì. però adesso mi viene in mente subito una domanda che c'entra ovviamente con tutto, però è un po' random. Quando ti è venuta questa idea di occuparti, di imparare il cinese, di andare in Cina, eccetera? In quale momento della tua vita? In quale momento? Quando Cerchi di stavo ricordarlo. Sì, no, ma mi Ce l'hai. ricordo, ma poi tutto è collegato alla fine, quindi parto da questa tua domanda. Sicuramente lo stavo già, è stata una lunga gestazione, quindi col mio professore che insegnava storia e istituzioni dell'Asia ci eravamo messi così a mo' di gioco ad imparare i primi caratteri, poi però è stato determinante l'anno Erasmus che ho fatto a Parigi. Sono stata all'Institut National de Langue et Civilisation Orientale, dove ho studiato la lingua. Però hai scelto proprio quel posto lì? Sì, ho scelto, ok. vabbè, ho scelto quella meta, ma banalmente questo istituto era un'università molto importante, dove si insegnavano oltre 80 lingue straniere, e quindi lì mi sono appassionata ulteriormente della lingua e della cultura cinese, quindi ho studiato il cinese come una pazza. E poi sono rientrata, mi sono laureata, ho fatto una tesi appunto sulla Cina, sulla storia. E i primi viaggi in Cina quando sono Esatto, avvenuti? i primi viaggi sono avvenuti esattamente quando mi sono laureata, mi sono dopo. ritrovata subito dopo, davanti a un bivio, perché
il mio obiettivo era studiare per il concorso per la carriera diplomatica, avevo già vinto una borsa di studio della regione Sardegna, ero già stata selezionata per andare a fare un master all'ISPI, insomma uno di questi istituti che organizzavano questi corsi, alla SIOE, chiedo scusa. E niente, invece poi il mio professore mi ha detto: ma perché non provi a metterti sotto per fare il concorso al ministero? Erano concorsi banditi dal Ministero degli Esteri cinese, Ministero della Cultura, e io ho vinto una borsa di studio. Okay. E quindi sono partita lì per un anno. Okay. Dopo la laurea sono stata lì per un anno, poi insomma mi sono appassionata ulteriormente. Mi ricordo del sono stata a di Tianjin. Skype. Che si usava Skype per comunicare. Infatti, L'unico io scrivevo al mio, diciamo, fidanzato dell'epoca attraverso, diciamo, ci servivamo della tua disponibilità, scrivevo le mail, ti ricordi? Vabbè, sì, è vero, sembra un altro pianeta. Ma veramente? Che anno era? Era esattamente il 1996-97. È vero, sì. Porca miseria. Quindi sono ritornata, la passione, l'idea della carriera diplomatica non è svanita, quindi ho rivinto un'altra borsa di studio, sono andata a studiare alla LUISS, ho fatto un corso per la carriera diplomatica a Roma. Ho fatto il concorso, non è andato benissimo, ma avevo già deciso che avrei intrapreso la strada del dottorato di ricerca. Quindi sei ritornata comunque... Sì, e poi sono tornata in Cina per fare... il tuo professore oppure sì, no? Sì, certo, con lui, ho fatto il dottorato a Cagliari e ovviamente ho viaggiato per la ricerca e quindi l'amore per la Cina è rimasto. È rimasto. Okay. Però mi sono ritrovata a casa, facendo pulizie e cose varie, un libro, tipo il libro, insomma, l'enciclopedia dei 15, no? Sì. Ecco, è una cosa del genere. Mia madre mi ha detto: guarda che c'è un libro, insomma, io in uno delle bancarelle avevo acquistato, quando avevo 12 anni, un libro sulla Cina. Ma dai! Con tutte le foto di Mao Zedong, insomma, e poi mia mamma mi racconta che quando ero piccola mi cantava una canzoncina che parlava dell'imperatore celeste, l'imperatore col codino, quindi insomma probabilmente ce l'avevo già. Bella senza sapere, cosa. Sì. E quindi... Ma sai quanto sono importanti questi input dati in questo modo ai cervelli giovani, puliti, ai neuroni freschi, e poi rimangono proprio come punti. Infatti sto facendo una domanda, a parte chiederti che anno sei? 1971, certo. 71, sì. Ok, mese, anno, giorno? 18 settembre, 18 nata settembre. A Furtei. A Furtei, di sì. Furtei. Sì. Furtei nota per cose un po' meno piacevoli. Vabbè, sì. Però. Miniere, d'oro, sfruttate, vabbè. Sì. Però la domanda che faccio in relazione alla, diciamo, alla biografia 7-14-21 e 30-50 aggiungo. Abbiamo fatto aggiungere anche 30-50. Allora, ho letto da qualche parte, poi me l'ha confermato una psicologa, che le età, diciamo, importanti, le età miliari di un individuo sono 7, 14, 21 come anni, ai 7 anni, 14 anni, 20 anni. Ci sono cambiamenti, traumi, ci possono essere tante cose che segnano in qualche maniera la vita di ciascuno di noi, ma poi labile 7, 5, 6, sì. 8, diciamo 7. Quindi 7 anni? Allora, a 7 anni posso dirti che nei primi anni della scuola elementare mia madre mi racconta che organizzavo a casa mia eccola lì. Dei piccoli raduni con le mie compagnette di scuola, perché io facevo ripetizioni a loro. Ma stai scherzando, a 7 anni? Sì, leggevamo insieme le letterine. Allora, no, nel senso che li aiutavo. Vabbè, ma aiutare come aiuti i tuoi discenti da docente? No, ma quindi è una cosa molto curiosa. È bella. A 14 anni sono venuta a vivere a Cagliari. Eccola. Ero piccola, ero molto determinata, perché diciamo che la mia sorte un po' sarebbe stata andare a Villaccidro a studiare al liceo classico, dove c'era anche mia sorella, ma io volevo fare lingue e quindi avevi già idea di quello che volevi fare dopo? Ho puntato i piedi, sì. Aspetta, io leggo i temi della mia scuola media e parlavo già di carriera diplomatica. Porca miseria. Sì. Vedete avere le idee chiare, vabbè, sì. Quanto è importante. Quindi 14 anni è stata una bella esperienza, perché sono venuta a vivere a Cagliari. Che hai fatto? In realtà ho fatto l'istituto tecnico, diciamo, Grazia Deledda. Che era linguistico? Esatto, era linguistico. Okay. Ho studiato tedesco, ho studiato inglese e francese, ma già il francese lo sapevo parlare perché avevo delle compagnette che venivano in paese d'estate
quindi già Succhiavi 6-7 l'anima. anni, ma 6-7 anni ci scrivevamo le prime cartoline così. Le cartoline che non si usano Sì, sì. più, il francobollo Quindi- e via. Poi 21 anni importantissimo perché sono andata a fare l'Erasmus a Lo Parigi. vedi? Lo vedi? Sì. E 30? Allora, 30 ti dirò, 30 stavo girando per la mia ricerca e quindi ero un po' negli Stati Uniti, un po' nel Regno Unito, un po' in Hai Cina. viaggiato molto. Sì, non quanto Discretamente. avrei voluto, però Immagino. sì. Quindi 30 sì, 30 stavo facendo il dottorato e quindi ero in Cambiamenti questa... a 30 anni? A che età ti sei sposata? Allora, io mi sono sposata nel 2003, quindi avevo 32 anni, siamo. sì, ci siamo, è l'età giusta perché non mi sentivo pronta prima, così come non mi sentivo pronta neanche Che per... ti dico, come che sono pronta adesso? No, per fare Ma dei sto figli, scherzando. quindi diciamo... Ha non- 2 figlie, non- gemelle. Sì, però anche lì l'abbiamo pensato all'età giusta, poi magari grandi perché i figli penso si debbano fare da piccoli, però Vabbè. quindi insomma sì, le mie figlie le ho avute a 36 anni, quasi 37, però ecco, penso che la mia vita sia stata cadenzata da momenti importanti e anche da scelte, come dire, molto pensate, insomma, non soltanto, e quindi va bene, sono contenta. E 7,50? 7,50, sempre 7... No, 50. Ah, i 50? Se c'è 50 è intorno ai 50, Ma 48. diciamo che 50, allora il 50 è un po' così, perché ho compiuto i miei 50 anni quando eravamo ancora Col un Covid. po' col Covid e quindi i miei 50 anni li avrei voluti festeggiare con un bel viaggio in Giappone ed è ancora lì che ci aspetta. No, lo farete. Lo faremo, sì. Quando tornano le ragazze, penso che... Esatto, sì. Beh. Diciamo che aspetto che loro si diplomino per decidere di affrontare o la Cina o il Giappone E le tue insieme. ragazze dove sono adesso? Le mie ragazze, una sta in Canada, a Chilliwack, vicino a Chilliwack. Vancouver, e l'altra sta a Peru, nello stato di New York, al confine col Canada e con Ma lo stanno stato del facendo Vermont. l'anno... Stanno facendo il semestre, semestre. tutte e due in mobilità e quindi insomma torneranno a luglio. Come stai soffrendo la mamma? Sono sincera, no, sono Tu felice. sei, non dire sono sincera, sei sempre sincera. Sono felice per loro perché Certo. io avrei fatto carte false Ma, per... ma veramente. Ci sono delle persone Tutti che mi dicono ma come hai fatto a convincerle? Ma non ci hanno convinto loro, nel senso lo che... volevano fare loro. Esatto, è una cosa che loro... Tu non puoi convincere un figlio a fare una cosa del No, genere, la cosa no? più sbagliata è proprio... No, ma figuriamo, poi di questi tempi, Non no? so- Con no, questa ma- crisi, Ma insomma... poi se convinci, se invogli una persona a fare una cosa così particolare, Sì, può finire a schifio, può Sì, finire sì. che magari torna prima, o si trova male, o torna con un trauma. No, ma Cioè, non sono esperienze che puoi costringere, anche perché assolutamente. quando si torna poi ci si deve mettere, rimboccare le Sotto, maniche, a recuperare lo esatto, studio. per recuperare, quindi deve essere una scelta consapevole fatta da loro e così è stato per quanto mi riguarda. Ok. Quindi, Senti, l'altra domanda che mi sto preparando, ho cercato di trovare un format, anche se non l'ho mai fatto, però da poco ho detto, ma forse devo incominciare a fare delle domande uguale per tutti, per più o vedere quali meno, sono. sì, perché mi incuriosisce questa cosa. Ora, questa 71421, appunto, me l'hanno fatta incrementare di 30 a 50 e in effetti Sì. è utile. Però l'altra che ho pensato è talento, vocazione, passione. Il tuo talento. Il mio talento forse per le lingue. Sai cosa vuol dire talento? Sai cos'è il talento? Beh, penso, Come non lo, so. come lo interpreti il talento? Io penso che sia la capacità di fare qualcosa che ti venga un po' anche spontaneo, no? Naturale, Sì, innata. sì. Ok. E un ospite ha detto che deve essere allenata. Anche, beh, per forza, Che le non puoi lingue le devi semplicemente- allenare, non ti Bravo. puoi improvvisare, no? Il talento è qualcosa che tu hai e che puoi esprimere. Quante ne sai di lingue? Ma vabbè, quante ne so, insomma, non voglio essere presuntuosa. Sicuramente il francese è la mia lingua che ho dentro, cioè Ah. io, anche se magari non la pratico, però sai, avendo vissuto Ti in diventa Francia, avendola facile. studiato, sì, la sento proprio mia.
Inglese? L'inglese va bene, è una mia lingua di lavoro, io insegno in lingua inglese, i miei studenti sono per la stragrande maggioranza Erasmus, quindi sono... ok. Sì, sì. Ma infatti volevo chiederti chi è che frequenta il corso, o meglio, il corso specifico Di Contemporary China. è per studenti italiani, Sì, locali? sì, è per il corso Però di in laurea... inglese? È tutto in inglese. Noi abbiamo cavolo. nel corso di laurea magistrale in relazioni internazionali, scienze politiche, abbiamo un percorso, diciamo biennale ovviamente come tutte le magistrali, abbiamo un primo anno in italiano e poi abbiamo un percorso che si difarica al secondo anno, abbiamo un percorso in italiano e un percorso in inglese. Ok. Quindi i miei studenti sono ovviamente studenti italiani, ma per lo più sono studenti Erasmus che scelgono... C'è molta richiesta? Diciamo che quest'anno ho avuto una 35-40 studenti per il corso di International Politics of Asia e una trentina per quello di Contemporary China. Ma quindi gli C'è argomenti molto che interesse. tratti sono argomenti storia, cultura? No, sono molto specifici. Il corso di International Politics of Asia tratta di tematiche legate soprattutto alle relazioni internazionali dei paesi dell'Asia orientale, quindi le due Cine, quindi Cina, Taiwan, il Giappone, le due Coree e basta. Quindi, e sono ovviamente rapporti che partono anche dall'analisi delle dinamiche odierne, che però hanno una lettura storica. Ok. Quindi noi analizziamo anche i fenomeni dell'attualità, ma in prospettiva storica, in chiave storica. Invece il corso di politica estera cinese lo dedico alla politica estera della Repubblica Popolare, che è un paese relativamente giovane, essendo nato nel 49, e quindi anche lì ovviamente analizziamo anche degli argomenti che possono essere appunto molto attuali, come per esempio i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina. Diciamo che oggi è molto esatto, attuale. o la Taiwan, però sempre studiati in chiave storica, sempre trattati in chiave storica, anche perché noi docenti abbiamo il dovere di cercare di analizzare anche l'attualità, ma sempre cercando di trovare una chiave di lungo periodo, perché tutto quello che succede oggi ovviamente ha origini. Tu che idea hai oggi? Che idea ti sei fatta? Dell'oggi? Del contemporaneo? Io penso che purtroppo è come se si sia scoperchiato un vaso di Pandora. E quindi moltissime dinamiche ovviamente non nascono dal nulla, sono nodi storici, nodi risolti, ma nella stragrande maggioranza dei casi, che hanno molto a che fare con... Ogni volta che c'è Ma sì, hanno molto a che scintilla. fare con, esatto, con le soluzioni trovate alla fine dei conflitti mondiali, hanno molto a che fare con appunto le decisioni prese dagli ex colonizzatori, che molto spesso non avevano né capo né coda e quindi cercavano di perseguire soltanto i propri interessi, e quindi ormai la storia ci presenta il conto, è un po' come la natura, no? Che la natura ci presenta il conto. Quindi tu sei una profonda conoscitrice della storia. Sì, profonda, diciamo che sì, è soprattutto materia. storia, sì, direi storia dell'8 del Novecento e ovviamente del nuovo millennio. E secondo te, visto che nella storia si può leggere anche il futuro per certi versi, cosa vedi? Cosa ti stai immaginando? Ma molto personale, non voglio che sia una valutazione scommessa, no? Molto una cosa così. Diciamo che per l'ambiente che studio io, diciamo, la storia è veramente una magister vitae, quindi tu puoi cercare non di prevedere il futuro perché non sta nelle nostre competenze, ma neanche ci interessa, però di sicuro no? Ci sono i ricorsi di Vico, quindi obiettivamente adesso diciamo che sono un po' saltati tutti i bulloni, quindi è un po' difficile prevedere quello che succederà, onestamente. Per cui non lo so, l'auspicio è che ovviamente si trovi una chiave per cercare, ma ieri banalmente seguivo una lezione di un carissimo amico esperto di storia di Israele, storia della Palestina, è banale dirlo, ma è vero che violenza richiama violenza, però siamo in un vortice, quindi non si sa che cosa possa succedere o debba succedere per fermare questo vortice, quindi non lo so, sono sincera. Vabbè. Penso che oggi ci siano tanti elementi che ovviamente non erano presenti nel passato, molti schemi sono saltati, il diritto internazionale. Le persone non sono le stesse.
Esatto, individui. le persone non sono le stesse, poi ecco, molti leader adottano questo approccio molto personalistico alle relazioni internazionali. Guardiamo Donald Trump in particolare, lui per primo, insomma, quindi ecco, purtroppo molto spesso noi siamo nelle mani di individui, di persone, e quindi non è sempre così, però in questo particolare frangente siamo di fronte a delle personalità molto forti e quindi insomma speriamo bene. Speriamo bene. Talento, vocazione, passione. Passione? Passione, beh, Più sì. talento per le lingue, mi ha detto. La passione, credo, la passione per il lavoro. Aspetta, Io- cos'è la passione? Allora, la passione penso che sia invece un approccio a come fai le cose, dal mio punto di vista. Sì. Quindi io parlo per la mia persona e la mia passione è veramente anche il lavoro che faccio, perché noi Ok. facciamo il lavoro più bello del mondo, credo, Ma veramente? perché possiamo studiare, ci teniamo aggiornati, possiamo viaggiare, possiamo stare in contatto con i giovani, giovani di ogni nazionalità. Banalmente in classe quest'anno avevo una ragazza ucraina e quindi insomma anche quando affrontavamo le questioni che avevano a che fare con la guerra dava il suo personale punto di vista, anche perché io quando insegno, appunto proprio perché lo faccio con passione, io cerco soltanto di dare degli strumenti per interpretare quello che ci succede, dopodiché ognuno si fa una propria opinione, Ti lasci ragiona, parlare, certamente. Quando io dico sempre che alle mie domande d'esame non esiste una risposta giusta, Ah, che bello. dipende dall'approccio. Non c'è una quindi risposta da non esiste da una libro, risposta, da assolutamente. Noi non dispenser. usiamo manuali perché Ah, non che esistono bello. i manuali a questo Che livello. bello. Per cui ecco, la passione è anche, diciamo così, l'approccio con il quale io affronto tutte le cose. Bello. Ok, vocazione? Cos'è la vocazione? La vocazione credo che possa essere interpretata come dire, non saprei come definirlo. Ti aiuto? Sì, La ti chiamata? chiedo sì, anche lì è un po' quello per il quale uno Viene chiamata viene chiamata a fare. qualcosa. Sì. L'aula Confucio? No. Sì, questo può essere, Quello no. l'abbiamo ricordato proprio venerdì. Quella è una sorta di Sì. attività Parallela. aggiunta, cioè non è... Assolutamente sì, anche lì sicuramente c'è molta vocazione, anche perché Cioè nel continuare a insegnare no, cinese. ma quello è era come dire, un progetto vecchio del mio maestro. Dov'è il tuo maestro? Il mio maestro è in pensione, è anziano, peraltro non ha neanche potuto partecipare ai festeggiamenti per i 10 anni e quindi lo abbiamo salutato con molto affetto. E quindi la sua intenzione era di portare avanti questo progetto, poi per tutta una serie di vicissitudini non è stato possibile, quindi dopo che lui è andato in pensione è ricapitata l'occasione e quindi io questa occasione l'ho acchiappata con forza e ce la siamo portata avanti e quindi sì, forse ci metto anche la determinazione nella vocazione, perché la chiamata solo forse non basta, no? Perché No, possono per esserci fare. delle difficoltà, Brava. ci possono essere degli ostacoli e quindi sì, sicuramente la vocazione io la metto anche un po' con un misto di passione quando vuoi raggiungere gli obiettivi, no? Ma sono le tre, Sì, sono tre d'accordo, parole. ci vogliono tutte e tre. Tutte e tre, Tutte e tre. E bisogna rifletterci, perché Sì. poi alla fine il talento va allenato, è una cosa Sì, sì. innata, abbiamo detto, nasce magari in quel momento lì, a 7 anni, 14, lo Sì, scopri e poi lo devi allenare. Esatto. Passioni possono essere momentanee, un giorno Certo. una passione, io adesso sono appassionato di tennis, guardo Sì, sì. tennis senza un domani, però magari non era prima così e Sono domani un po' effimere. forse non Certo, Sì, certo. esatto. Vocazione, chiamata intesa come la tua è questa, quella di altri potrebbe essere impegnarsi in progetti sociali. Certo, ma un ospite mi ha assolutamente. detto la mia vocazione adesso è quella di un farmacista. Mhm. Mi ha detto faccio il farmacista in maniera per il gruppo farmacisti volontari che intervengano in caso di calamità naturali con la protezione civile. E ho sentito una chiamata, lo devo Sì, sì. fare. No, Quello no, mi è no, piaciuta certo. come Bello, interpretazione. sì, assolutamente. Il tuo rapporto con i giovani? Eh, Perché balordo.
Con i giovani, ovviamente, se devo parlare del rapporto con mie figlie, non lo so, lo lascerei da parte, perché No, ovviamente vabbè, no. come mamma il rapporto è un po'... Da mamma e figlie. Che esatto, è un po' conflittuale, ma credo che per tutti è così. ad per un'età tanti. sia normale, ma ovviamente, Certo. come dire, con il fermo convincimento che siano il regalo più bello che la vita potesse farmi. Con i giovani io credo di avere un buon rapporto, me lo dicono loro. Che fascia di età? I miei studenti sono grandi, nel senso che hanno 21, 22 anni, e quindi mi sento molto privilegiata, perché E poi soprattutto vogliono studiare, cioè vogliono sì, partecipare. sì, ovviamente a me non piace incensarmi, però quasi mi commuovo quando magari finiscono i corsi e mi scrivono delle mail. Che bella Questa ragazza soddisfazione. ucraina, per esempio, mi ha scritto una cartolina, e sono belle cose, perché alla fine dici, vabbè, allora il mio lavoro ha un senso, al di là di tutto, della fatica, perché noi docenti dobbiamo stare sempre al passo. Perlomeno io studio come se fossi un'eterna studentessa, perché mi sento sempre inadeguata, ma condivido questo sentimento con molti altri colleghi, quindi credo che sia, come dire, l'approccio giusto. E quindi credo di avere un buon rapporto, anche perché mi capita anche spesso di accompagnare i ragazzi in viaggio. Noi facciamo bello. il nostro corso di studio, facciamo, diciamo, da noi in scienze politiche c'è una lunga tradizione di viaggi con gli studenti. Io stessa nel 2006 li avevo portati in Cina, molti li incontro ancora oggi, quindi nonostante siano passati 20 anni, Esatto. ricordano ancora come memorabile quel viaggio. Ma adesso mi capita in tempi più recenti di partecipare a dei viaggi come dire, docente accompagnatore, ma anche semplicemente come partecipante ai viaggi che organizzano altri colleghi. E quindi, insomma, 2 anni fa siamo stati in Irlanda, qualche anno fa siamo stati a Bruxelles e Lussemburgo, ed è un momento diverso, no? È un momento, come dire, in cui tu vivi il tuo rapporto con i ragazzi, con gli studenti, con i giovani, al di fuori delle aule, e quindi questo mi piace molto, perché Bello, ti conoscono in un'altra veste, e quindi ovviamente non possiamo dire di essere amici, però il rapporto ovviamente È un po' come cambia. si creava il rapporto fra gli insegnanti nel viaggio del liceo, no? Certo. Come si chiama? Il viaggio? I viaggi di istruzione, non di so. istruzione del Però liceo. con la differenza che qui ci sono dei ragazzi più grandi, Brava. e molto- quindi sono più molto diverso. responsabili, insomma, per cui mi piace. Penso di avere un buon rapporto, anche se passo per essere molto severa. Io non ho dubbi, non ho dubbi. E lei sembra gentile, è brava e buona così. È brava, Diciamo, è buona, ma è anche un pochettino sono tagliente. giustamente severa. Giustamente Ai ragazzi severa. bisogna insegnare le cose, insomma. Sì, no, confermo. Quindi Se dovessi... Allora, mi è venuta in mente un'altra cosa, perché sto pensando di allargare questa esperienza a un altro format, che spoiler adesso. Ho pensato siccome vabbè, nella mia esperienza di lavoro ho fatto un sacco di lavori pratici, no? Oltre a quelli professionali ma anche personali, e ho pensato di fare un giro presso, lo sto anticipando, spero di farlo, non lo so, di andare nei luoghi dove parlare i diretti interessati, che possono essere falegname, artigiano, imprenditore, non lo so, qualsiasi cosa, farli descrivere il loro lavoro per poterlo descrivere ai giovani. Tu come descriveresti il tuo lavoro a un ragazzo? Mi piacerebbe fare il docente universitario. Ora a te sta la palla per dire: allora, guarda che il lavoro che fai, che dovresti fare, che faccio io, è così. allora, io vivo il lavoro universitario a 360 gradi, quindi sono un docente, sono un'educatrice, una docente, sono anche una burocrate, perché questa è una parte importante, ci piaccia o non ci piaccia, e quindi io amo vivere l'università in questo modo. Quindi devi essere pronto a fare delle rinunce, perché... Di che tipo? Ma banalmente, se magari abbiamo un periodo di convegni, un periodo di lezioni, ti devi preparare, perché io generalmente non vado mai a fare neanche un seminario all'università della terza età,
senza essere preparata, perché mi sembra quasi una mancanza di rispetto nei confronti dell'interlocutore, che non necessariamente deve essere una persona, come dire, che conosce gli argomenti, anzi la responsabilità è ancora maggiore. Quindi magari ci possono essere dei periodi in cui puoi rinunciare, devi fare delle rinunce, magari vai a letto tardi, ti alzi molto presto, lavori il fine settimana, magari d'estate. Sono stata coordinatrice di corso di laurea per un paio d'anni, significava appunto chiudere ai primi di agosto, riprendere a fine agosto, quindi insomma un mese di ferie. Ma neanche, molto meno, anche Quindi perché il docente universitario non è come l'insegnamento. assolutamente, noi abbiamo attività fino a fine luglio, a seconda del coinvolgimento appunto in, come dire, in gruppi di lavoro piuttosto che cariche più o meno importanti, però noi lavoriamo anche fino ai primi di agosto e si riprende, se dobbiamo fare le selezioni per il dottorato anche a fine agosto. Ok. Quindi è fatto un po' di sacrificio e poi comunque il nostro lavoro è la ricerca. Quindi Cioè? la ricerca significa... Spieghiamolo in termini semplici. La ricerca significa scrivere, devi produrre tot articoli, devi produrre dei libri. Diciamo, rispetto al passato noi dobbiamo rispettare determinati standard, dobbiamo mantenere degli standard, dobbiamo avere, si chiamano le mediane a posto. Le mediane sono appunto numero di articoli in determinati tipi di riviste. Possono Quante essere, ne devi fare? per esempio, per riuscire ad avere l'abilitazione, si chiama così, per diventare professore di seconda o di prima fascia, ti richiedono tot articoli in 5-10 anni, articoli di fascia A, che sono quelli diciamo più importanti, 3 o 4 a seconda insomma del periodo presi in considerazione, monografie, quindi insomma noi abbiamo, e ogni 5 anni siamo soggetti ai controlli. Ai controlli, dobbiamo partecipare a queste, diciamo così, verifiche, esatto, e da queste verifiche poi dipende anche la tua carriera. Noi abbiamo ovviamente gli adeguamenti stipendiali, grazie al Signore ce li abbiamo, però anche questi sono soggetti appunto, esatto, anche alla produzione. Ok. Quindi non è un lavoro semplicissimo. No, continua. È un lavoro che ti richiede grandi sacrifici. Che è tempo a parte rispetto a quello che devi dedicare alla lezione. Assolutamente, esatto, certo, ma Quindi noi il tempo abbiamo... libero lo dedichi a questo. Esatto, banalmente molti colleghi riescono a lavorare per le proprie cose durante il periodo delle ferie. Quindi ovviamente quando hai anche la famiglia ti devi un po' barcamenare e non è sempre facile. Io da madre di 2 bambine, per anni, 2 bambini, parlo di anni fa, io andavo a letto anche tardi e mi alzavo anche alle 4:30 del mattino, e questo l'ho fatto per un paio d'anni. Quindi questi sono i sacrifici. Diciamo che il lavoro nostro non è un lavoro che scegli così perché non hai altre alternative. Come obiettivo? Lo devi scegliere perché ti piace, perché è appunto un lavoro che io ritengo un lavoro da privilegiati, che però devi fortemente volere. E ha delle barriere all'ingresso molto alte. Diciamo che sta diventando sempre un po' più complicato. Per cui ecco, è un lavoro molto complesso ma molto bello. Ci credo. E come, torniamo nel rapporto con i ragazzi, come, adesso hai 21 anni, come? Vabbè, tu hai la fortuna di avere a che fare con studenti, sì. Quindi hanno dietro, o meglio, addosso una volontà, a patto che non siano lì a scaldare la sedia, a passare il tempo. A quell'età non ci sono non già c'è più. Quindi sono, come li fotografi, hanno voglia, sono disincantati, oppure sono stressati, sono positivi o sono negativi? Devo dire che i ragazzi che vengono a studiare da noi mi sembrano molto determinati, anche perché chi viene a studiare... Che obiettivi hanno? Gli obiettivi magari dopo la laurea, dico. Gli obiettivi sono magari le carriere internazionali, ma anche il volontariato, cioè le ONG, quindi anche perché sai, noi insegniamo in una
un corso di studio che non ti prepara per una professione specifica. Okay. Ti dà una formazione molto vasta, è come ti apre una finestra sul mondo, dopodiché la professione te la crei. Ma la tua materia è l'unica? Cioè, No, si tratta per l'Asia? Per l'Asia sì, io e la collega abbiamo tutto il bouquet di discipline, storia e istituzioni dell'Asia, abbiamo sia in triennale che in magistrale, però poi ci sono i colleghi che fanno la stessa cosa per l'Africa, la stessa cosa per il Medio Oriente, per i paesi islamici, sì. Quindi acquisiscono, io pensavo fosse solo... Si chiamano gli studi d'area, quindi abbiamo un percorso di storia delle relazioni internazionali dove ci sono i colleghi che fanno storia delle relazioni internazionali, diverse aree geografiche. Sì. Infatti quindi, i nostri ragazzi possono anche studiare l'arabo, possono studiare il cinese, tra le varie anche lingue. Le lingue. Sì. Anche cinese, sì. Cavolo. È importante. Sì. Ti dirò di più che fino a un paio d'anni fa avevamo aperto anche un doppio titolo con un doppio titolo, un double degree. Lo studente poteva studiare da noi ma iscriversi anche per un doppio titolo e quindi poteva studiare metà percorso da noi e metà percorso in un paese straniero. Okay. All'epoca ce l'avevamo con Mosca, in l'Amghimo University, che è una delle università più prestigiose, affiliata però al Ministero degli Esteri, e quindi ovviamente con l'invasione dell'Ucraina abbiamo congelato il tutto. Ovviamente. Adesso abbiamo invece un doppio titolo in piedi con la Dalarna University in Svezia, e quindi insomma questi sono tutte, come dire, opportunità ulteriori che i ragazzi oggi possono sfruttare. Il tuo rapporto con i locali cinesi? Con i locali cinesi devo dire che io ho avuto un rapporto anche qui molto privilegiato, perché i miei primi insegnamenti di cinese li ho fatti ai ragazzini cinesi, figli di immigrati, e magari nati qui oppure venuti quando erano molto piccoli, che non parlano la lingua mandarina, che è la lingua ufficiale. E quindi... Spiega questa cosa che non l'ho capita. Ai cinesi? Ai cinesi. Tu gli hai insegnato il mandarino? Sì. Ma stai scherzando? No. Soprattutto la lingua scritta, perché questo è un aspetto molto importante per adesso magari le cose sono un po' cambiate, io parlo dagli inizi degli anni 2000. Cioè quindi sono venuti all'inizio degli anni 2000 esatto. C'era un progetto okay. alla Martini, l'Istituto Tecnico Commerciale Martini, perché lì c'erano molti di quegli studenti cinesi che andavano alla scuola superiore, andavano almeno ad imparare a far di conto, quindi il Martini era uno dei più gettonati. Ma sono tutti nati qui loro? No. Molti sì, altri no, però i miei studenti dell'epoca erano studenti delle scuole elementari e medie che venivano alle lezioni ed erano molto simpatici, nel senso che trovavano il cinese difficilissimo, perché con tutti questi caratteri non esiste una lingua alfabetica, bisognava imparare a scrivere bene, correttamente, altrimenti insomma c'era il rischio di confusione, e la pronuncia, insomma è stato molto molto divertente, anche perché poi facevo vedere dei video magari di scene quotidiane in Cina, e quindi i bambini erano estremamente spontanei, quindi mi dicevano: maestra, ma questo cinese sembra mio nonno, ma anche questo sembra mio nonno, insomma le espressioni più comuni erano: questi cinesi sono tutti uguali. Non imparavano perché in genere tutti i cinesi emigrati ancora adesso parlano in dialetto. Ecco. E quindi parlano in dialetto cinese. I vari dialetti delle loro località di provenienza, e quindi non studiano il Putonghua, che è la lingua comune, la lingua mandarina, che è la lingua ufficiale. Ora, è anche vero che oggigiorno il tasso di alfabetizzazione è altissimo in Cina, oltre il 90-92%, però questo è il motivo per il quale, per esempio, molti cinesi immigrati decidono di mandare in Cina i propri figli per fare la scuola primaria, perché quantomeno si tengono una finestra aperta, perché altrimenti non c'è speranza, anche perché la maggior parte dei caratteri, sai che il cinese non è una lingua alfabetica, è una lingua quindi mnemonica, piena di omofoni, e quindi ci sono diversi toni, insomma, per distinguere. Ma tu la conosci tutta? No. E quanto ne conosci? Non tanto quanto vorrei. Diciamo che il mio canale di, come dire, sono avvantaggiata perché ovviamente io, occupandomi del Confucio, ho
interlocuzioni quotidiane in cinese con le nostre 2 docenti madrelingua, scriviamo su WhatsApp in cinese, quindi mi mantengo allenata, però ovviamente, ripeto, non è la mia specializzazione, la lingua cinese è molto complicata, più che per altre lingue, se non la pratichi la dimentichi, proprio perché non è una lingua alfabetica, è una lingua mnemonica, e quindi più caratteri conosci, più puoi dire di conoscere il cinese. Quindi... Ma un esempio, adesso sono strollico, però quindi per esempio per dire casa non si usa CASA, assolutamente, si usano degli si usa un ideogrammi, carattere, solo. Si usa un carattere, esatto. In questo caso casa perché è semplice. Sì, ha un senso, tra l'altro nella costruzione dei caratteri è molto interessante, quindi... Per dire affamato? È un aggettivo, e sono aggettivi, diciamo così, cioè è un aggettivo che hanno il senso anche del verbo, sono, come dire, frasi a predicato aggettivale. Adesso non voglio stare qua ad alloriare io, però ecco, in cinese non esiste la copula, tutti gli aggettivi hanno già la copula incorporata, e quindi sì, se io dico io ho fame, io dico aggettivo che sembra quasi che sto per vomitare, ma vuol dire avere fame. Pazzesco. Un'altra parola che per esempio hao è un aggettivo che vuol dire buono, bello, bravo, ma vuol dire anche star bene. E come è scritto? Hao è scritto è un carattere un solo carattere. In questo caso è un carattere composto, e l'origine è molto bella perché abbiamo un radicale e una parte diciamo che dà il senso, però abbiamo una donna in ginocchio e un bambino a fianco, quindi dentro lo stesso quadrato abbiamo un carattere composto, perché nella logica dei cinesi che cosa c'è di meglio, di più bello di una mamma in ginocchio con un bambino? Pazzesco. E quindi hanno creato l'aggettivo. Quindi lì per imparare occorre anche, hai detto bene, memoria, sì, creatività. Assolutamente sì. Perché così la ricordi meglio. Cioè, noi cerchiamo di fare questo ai ragazzi. Il carattere di casa, visto che hai nominato la casa, è un tetto con un maialino sotto. Un maialino? Un maialino perché? Idealizzato? No, proprio un maiale. Perché? Perché nella cultura cinese, era una cultura prettamente contadina, il maiale era simbolo di ricchezza, di benessere. E quindi diciamo buono, c'è sì, la casa esatto, e quindi la casa ha proprio disegnato un maialino? Sì, c'è sotto il maiolino con il ricciolino, la coda. Ma sì, stai scherzando? No. Pazzesco. Un'altra parola, per esempio, il radicale di acqua, che sono 3 gocce, compare in tutte le parole che hanno a che fare con l'acqua, quindi 3 gocce. 3 gocce sono stilizzate. Ok, sono e quindi così? Sì, 1, 2, 3. E quindi se stai sicuro che dove c'è il radicale dell'acqua, ha a che fare una parola che ha a che fare con l'acqua, quindi può essere un lago, un fiume, un oceano, il mare, ma anche per esempio il vapore. 7 no, non c'entra nulla? No, nella bere no. Bere no, ok, va bene. Però siccome mi hai fatto la domanda sui giovani, sì. Io ho avuto anche la fortuna di insegnare con il progetto PNRR i ragazzi delle scuole superiori. Io come tanti altri. Ma italiani? Sì, e quindi per dire, anche con loro ho avuto una bellissima esperienza. Ok, però insegni cinese? No, a loro ho insegnato un corso di politica internazionale dell'Asia e sono stati molto reattivi. Davvero? L'hanno scelto perché questi ragazzi, sai, hanno le scuole con il PNRR, avevano un bouquet, diciamo, di 80 corsi offerti da Unica, e quindi il mio corso è stato scelto da 40 studenti. Quindi non era nulla di imposto? Nulla di imposto. Bello. E sono stati veramente molto reattivi, molto partecipativi, ovviamente sempre con dei distinguo, però anche nel parlare di cose che magari anche gli stessi docenti di storia, non dico l'istituto dove ho insegnato, però molte cose le ignoravano, anche perché la prospettiva della storia è purtroppo sempre quella occidentale, no? Ma va. E quindi si ignorano degli avvenimenti che purtroppo non vengono nominati nei nostri libri di scuola, anche se ho notato che nei libri di mie figlie qualcosa c'era. Però insomma sono delle esperienze molto importanti. Mi stavi dicendo del fatto che hai insegnato ai ragazzi immigrati cinesi, ai bambini. La tua conoscenza
diciamo, della comunità cinese a Cagliari? L'ho studiata per anni e quindi anche lì sono privilegiata perché ho degli amici che sono un po' dei capisaldi della comunità, c'erano anche al 10° anniversario del Confucio. Perché partecipavano a quella Li ho attività? li ho invitati perché con loro abbiamo organizzato delle attività legate al Capodanno. Ah, ok. E poi ripeto, sono veri amici. Un cinese amico ti amico per sempre. No. Sì, e quindi io ho la fortuna di averne un paio, uno in particolare, e quindi è anche un po' una chiave di accesso alla comunità. Loro Quindi, come si trovano qua? Cosa ti dicono? non parlano tanto, non è una comunità interessata, cioè avendola studiata posso dire che è una comunità che rimane un po' per le sue, nel senso che non è interessata ad integrarsi oltre il necessario. Il necessario significa che i figli devono studiare, i figli devono andare almeno, devono diplomarsi e in generale si diplomano, perché poi devono lavorare nelle aziende di famiglia. E poi cosa succede? Loro si incontrano fra di loro, si frequentano fra di Loro loro? sono catene migratorie formate prevalentemente da gruppi familiari. Catene migratorie. Cioè loro, per esempio, i cinesi che stanno qua appartengono quasi tutti a una dozzina, quindicina di famiglie. Ok. Cioè i cognomi sono quelli Sono quelli lì. e magari hanno i parenti sparsi in altre parti Ma d'Europa. come funziona? Che praticamente una famiglia decide adesso andiamo a Cagliari, cioè come cavolo gli viene? Sono chiamati dagli altri, in genere se Ma tu guardi... il primo viene? Sì, ma le aziende sono quasi tutte aziende di famiglia. Se tu vai nei ristoranti, se vai nei grandi magazzini, ci sono queste due macro nipoti. Sì, sono, però ecco, molto spesso sono parte della famiglia, ripeto, perché sono chiamati magari, questi vanno prima a Milano, poi vengono a Cagliari. Adesso vengono anche direttamente a Cagliari. Perché ci sono già Perché ci sono, famiglie? certo, tieni conto che in Cina ci sono delle agenzie Non lo so che niente. organizzano questo tipo di esperienze, questi tipi di viaggi, certo. Quindi teniamo anche conto che Viaggi di lavoro? viaggi per organizzare il progetto della migrazione. Ah, ok. Ma Quindi- perché vanno via da lì per venire qua, secondo te? Lo sai? Sì, certo, loro è una migrazione molto particolare perché loro innanzitutto sono fieri rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese, sono estremamente patriottici, nazionalisti, uno potrebbe dire vabbè vanno via dalla Cina che è un paese comunista, quindi non hanno più quella cappa di controllo, però posso dire che proprio le ultime vicissitudini, più la Cina è sotto attacco per il Covid o per la guerra commerciale e più loro sono coesi, sì. E loro si ritengono fieri rappresentanti di un paese che ha fatto quasi miracoli, perché No, è vero, nel no, 1978, quando la Cina si è aperta al mondo, c'era una percentuale altissima di poveri. Poverissimi. E comunque nel bene o nel male, queste sono le statistiche internazionali che lo dicono, i governanti cinesi hanno tirato fuori dalla povertà 700 milioni di persone nell'arco di 40 anni. Hanno creato città in 20 anni, cioè che non esistevano. Sì, quindi la Cina diciamo niente. che un po' si è riappropriata della sua centralità, perché la Cina era centrale nei primi anni 20 dell'Ottocento e poi il suo percorso è stato un po' deviato dall'intervento delle potenze imperialisti occidentali e quindi ha vissuto questo secolo di vergogna e di umiliazione e un po' loro si stanno riscattando ora. Infatti Quindi dicevi vengono qui? loro vengono qui perché vogliono, come dire, in qualche modo avere successo. Loro emigrano per fare soldi. Ok. Banalmente potrebbero rimanere in Cina e farne di più. Però i cinesi sono un popolo di migranti, ma loro è un progetto che loro hanno avviato già dalla fine dell'Ottocento. I primi cinesi arrivati a Cagliari sono arrivati negli anni 20 del Novecento, poi sono tornati nei primi anni 40. I primi cinesi li vediamo in America, in Europa. Sì, certo, come Coolys, insomma. Sì. No, diciamo che a loro piace mettersi in gioco. Ma loro hanno il progetto di trasferirsi in un luogo e starci tutta la vita? No, il loro progetto è ritornare a casa. A che età? Quando sono in pensione. I cinesi sono giovani, i cinesi che stanno qua sono giovani.
Ah, quindi se ne vanno via quando... Assolutamente sì, quando facevo le prime interviste, i giornalisti anche sardi, insomma, mi mettevano in bocca tante stupidaggini, il fatto che i cinesi non morissero mai. No, ma infatti hai risolto e io il problema, rispondevo tornano sempre, a ma casa. perché devono morire? Sono giovani, cioè il più No, anziano forse a quelli 65 anziani non anni. ce ne sono più, vanno via, Ma tornano a adesso, casa. per esempio, esatto, adesso c'è ok. anche qualche anziano che magari si porta la famiglia, quindi possiamo avere anche dei 75enni, 80enni, perché dipende, insomma. Magari gli piace il posto. Io vogliono conosco rimanere qui. tanti amici che magari si sono sposati con locali, quindi loro presumibilmente ci staranno per tutta la vita. Ok. Però ecco, il cinese che fa parte della comunità cinese immigrata, che lavora e che fa parte della diaspora cinese, il loro progetto prevede il ritorno a casa. Ok. Quindi, e poi a loro piace ostentare un po' anche quello che hanno, quindi insomma tornano a casa pieni di regali, insomma tornano come gente affermata. Ok. E quindi insomma, peraltro fino a poco tempo fa un cinese con le rimesse poteva anche contribuire a... Cosa sono le rimesse? Le rimesse sono i soldi che gli immigrati in genere mandano a casa, che ogni le immigrato rimesse. manda a casa. Ok. I cinesi sono quelli che ne mandano di più, ma insomma anche insieme ad altre comunità, insomma. Ma tu quindi conosci anche altre comunità con il fatto che i tuoi colleghi studiano? Ma Loro sì, sono per collegati? esempio da poco abbiamo, in generale per esempio abbiamo studiato insieme anche la comunità marocchina, la comunità senegalese, sono molto diverse perché sono comunità prettamente al maschile, no? Certo. La comunità cinese è una comunità dove si vedono quasi una perfetta parità tra sessi, proprio perché sono le famiglie che emigrano. E quindi, insomma, è molto interessante. Quando è stata l'ultima volta che sei stata in Cina? Sono stata esattamente a novembre dell'anno scorso. Ah, così vicino. Sì. Senti, come l'hai trovata? Cambiata? Ma io la trovo sempre cambiata, la trovo cambiata in bene, in male non lo so, sicuramente è una Cina estremamente efficiente, quindi mi compiaccio sempre della facilità con la quale puoi prendere un treno efficientissimo, super in orario, Sono un treno macchine velocissimo. Esatto, mi compiaccio del fatto che ormai le macchine, i motorini è tutto elettrico. Mi compiace del fatto che comunque chiami un taxi, arriva dopo un minuto e puoi scegliere la tipologia del taxi, che con un'app puoi prenotare tutto, insomma, quindi Ci diciamo vivresti? che sì, Davvero? sì. Magari non per tutta la vita, però... Non ci hai fatto un pensierino? Andiamo via. Ma ci abbiamo pensato quando magari eravamo fidanzati con mio marito, ora, con tuo cugino peraltro, però Ciao, poi... Stefano. Però vabbè, poi è passato, insomma, forse, ecco, Ci avevi pensato dico prima sempre, di sì, fare dico famiglia sempre qua. che quando le ragazze saranno grandi sicuramente potrò sfruttare il mio lavoro per viverci magari per periodi brevi, che può essere 1 o 2 anni. Ah, Diciamo che dopo un po' la Cina stanca, stanca. forse sì. Inquinamento com'è l'aria? L'aria è decisamente migliorata rispetto a diversi anni fa. Negli anni 80. Anche 90. perché banalmente i cinesi vivono a questo paradosso, no? Sono il paese che emette maggiormente CO2 per forza di cose, la forza dei numeri, 1.400.000.000 di abitanti, ma a livello pro capite sono lontani anni luce, no? Dagli Stati Uniti d'America, per esempio. Però allo stesso tempo sono il paese che investe maggiormente in energie pulite. Ah, adesso si sta pulendo qui. Ma si sta pulendo già da 10 anni, quindi loro sono molto avanti sotto questo punto di vista. L'hanno capito. L'hanno capito da molto tempo. Quindi loro sfruttano tutto, teniamo conto che la Cina ha dimensioni continentali Certo. e quindi sfrutta tutti i tipi di energia possibili e immaginabili. Anche E il nucleare usano? Anche il nucleare, loro hanno, diciamo così, promesso tra le varie cose, ma in generale i cinesi ci insegnano che quando promettono fanno, ma bisognerà vedere, insomma, perché bisogna calcolare anche molte variabili che diventeranno, insomma, neutral carbon, quindi non diciamo, fonti. utilizzeranno più il carbone entro il 2060, quindi loro ragionano nel lungo periodo. Sì, sì, e lo fanno. Probabilmente, però ecco, già queste crisi che si stanno rincorrendo ovviamente contribuiscono in qualche modo a rallentare tutti questi processi, ecco.
Però sì, sicuramente rispetto anche a 10 anni fa, 15 anni fa, l'aria è decisamente migliorata, sì. E le zone, diciamo, non circoscritte, intorno alla città, hai visto paesi? Sì, certo. Com'è la vita lì? Allora, diciamo che anche la vita Fuori nelle zone, esatto, teniamo conto che in Cina ci sono le città metropolitane, ormai hanno dimensioni pazzesche, stiamo parlando di conglomerati di 40 milioni di persone, quindi è difficile parlare di periferia. Tutta l'Italia. Esatto, ci sono delle regioni che hanno più abitanti di tutta l'Italia, ma non è che ci voglia molto, insomma. Però faccio per dire, Pechino siamo sui 24 milioni di abitanti, Shanghai sui 20-25 milioni di abitanti, Chongqing siamo a 30 milioni di abitanti. Chongqing è una città nella provincia di Sichuan, assolutamente. Così tanti abitanti? Sì. E Shenzhen? Shenzhen pure, partita con 1 milione di abitanti neanche, ormai stiamo a 13 milioni di abitanti. Sì. Ho visto delle foto, quindi in così poco tempo, era un sì, porto. Lo skyline, Mamma mia, è cambiato tantissimo con tutti gli annessi e connessi, perché. Però devo dire che anche lì, quando ero una borsista del governo cinese, avevo viaggiato per esempio in Mongolia, nella Mongolia interna, una zona assolutamente arretrata, rurale. Adesso io non ci sono stata, però mi hanno mandato le foto alcuni amici, cioè, lo scenario è completamente trasformato. Cambiato. Ma la stessa cosa possiamo dire per le periferie appunto di Pechino, perché Pechino è ormai diventata una capitale super tecnologica e quindi la periferia si è oltremodo distanziata, no? Quindi quello che era periferia 20 anni fa ovviamente adesso è città, esatto, quasi. Esatto. Quindi sì, ci sono delle trasformazioni incredibili anche nelle zone, anche perché questa è una strategia della Cina popolare, cercare di allineare lo sviluppo delle zone centrali, soprattutto delle zone occidentali, con le zone costiere, anche perché il miracolo cinese ha interessato principalmente la Cina costiera, quindi insomma. Bene, sai che abbiamo fatto un'oretta? Mamma mia. Manco accorto. No. Se mi lasci io parlo per ore. Sì, va benissimo, è che dobbiamo chiudere e quindi ti faccio la domanda di rito. A come? A come? Ci ho pensato, sai. Però ti devo dire che ci hai pensato, ma poi ti scontri con questo. A come? A come? Arrivederci. Arrivederci? Non c'è. Perché arrivederci? Perché magari torno. Ah, così. Brava. Ci rivediamo negli altri progetti, no? Ma volentieri. Che tu hai in mente. Ma volentieri, magari puoi venire a raccontare, esatto, magari non da me, però ti posso mettere in contatto, potresti chiedere appunto com'è il lavoro, oppure potresti interrogare anche i discenti, no? Ma volentieri. Qual è la tua percezione del lavoro di un docente? Non lo so. Volentieri, no, brava, questo mi piace, perché la parte dei giovani, io ho avuto i primi episodi, te lo confesso, i primi episodi che ho fatto, li ho fatti un po' a mano libera, come a mano libera, non a mano libera, come si dice? Disinvolto, senza nessun tipo di... No, lo sono anche adesso, sono tranquillo. Sì. Però i primi forse avevo molto da dire. Quando arrivavano degli argomenti particolarmente legati al mondo dei giovani, che ne so, un giorno, e ti racconto questa che bellina, un giorno abbiamo parlato con un ospite del fatto che non si trovavano giardinieri in giro, no? Che erano tutti prezzolati, volevano un sacco di soldi, ma un po' come l'idraulico o l'elettricista, quindi stai zitto, non è possibile, un giardiniere non lo trovi a pagarlo d'oro. Mia figlia mi chiama: papi, ma perché non mi hai fatto fare il giardiniere? A cosa ti riferisci? Stavi parlando del fatto che guadagnano un sacco, perché non mi hai fatto fare il giardiniere? Non me l'hai detto. E quindi dai una polemica sul fatto che magari io dico che i ragazzi non vogliono fare nulla. Però tu hai avuto anche la fortuna, perché io me le sono guardate alcune puntate, ovviamente ho guardato prevalentemente quelle delle mie nipoti acquisite, quindi non soltanto le tue figlie, ma anche Anna. E anche Francesca, brava. Quindi insomma, qual è stato il tuo
insomma, la tua impressione da queste interviste, a prescindere dal fatto che ovviamente beh, bellissimo. è famiglia. Sì, ovviamente. è famiglia, ma vabbè, le mie impressioni sono state con mia figlia, ovviamente c'era un po' non di imbarazzo, ma per considerare che ne ho fatto, vabbè non si può dire, comunque una non è andata in onda, quell'altra. No, quella con Marghe era sì, molto bloccata, poverina, era molto imbarazzata, ma gli argomenti erano molto interessanti e li ho pensati un po' in funzione di quello che lei poteva dire per chi stava ascoltandola, perché comunque è quello che mi piacerebbe fare, cioè far passare un messaggio, anche se il tempo è poco, gli argomenti sono tanti e variegati, però ti ripeto, il discorso è, per esempio, Anna, Valentina, una puntata meravigliosa perché ha parlato della sua vita lavorativa attuale, ventenne allora, Anna lo stesso. Anna abbiamo una cosa in comune che è stata quella di pianificare un minimo, una strategia d'azione per il suo futuro, quindi anche quello è stato bello. Certo. Però la domanda che mi fai è relativa al fatto come li ho visti io i ragazzi. Sì. Beh, perché comunque loro sono bravi, giovani, li hai intervistate, quindi insomma. Ma io mi riferisco a una parte di popolazione giovane che a mio parere ha un sacco di opportunità. Lo so, e non le coglie. Allora faccio la domanda, l'ho fatta a loro. Sì. E qualcuno mi ha risposto: c'è troppa roba da scegliere, che si può scegliere, e quindi quando c'è troppa scelta non si sceglie. Sono d'accordo, perché per me già soltanto il fatto di poter studiare era una grande opportunità. Lo vedi? Era un'opportunità per uscire dal paese, era un'opportunità che mi sentivo, tra l'altro, come l'ho presa questa opportunità, con un grande senso di responsabilità, perché comunque in qualche modo non dovevo deludere la mia famiglia, che comunque faceva molti sacrifici per mantenermi a Cagliari. Di brutto. Quindi per me è stato veramente una scelta fortemente voluta, però anche fatta con molta senso di responsabilità e determinazione, che forse un po' manca ai giovani di oggi, perché non lo so. Da un lato, sono fortunati e dall'altro hanno troppo. C'è un eccesso, secondo me, mio parere personale, che poi sono stato anch'io così magari con i miei figli, un eccesso di protezione e un eccesso di dargli tutto quello che magari hanno bisogno e tu non hai avuto, e che non abbiamo avuto. Io anch'io ho avuto tanto, non posso negarlo, però ce l'hanno fatto sudare sette camicie. Mica, ecco, un ospite ha detto, un ragazzo bellino, anche lui ha detto, che poi è Matteo, ha detto, i miei genitori non mi hanno fatto mancare nulla. E io ho detto, e questa è una bella cosa, io ho detto. Beh sì, perché comunque tutto quello che mi hanno dato non era fine a se stesso, cioè era legato a un traguardo, a un raggiungimento di un obiettivo. Non mi hanno fatto mancare nulla, nel senso che i beni fondamentali, la casa, i vestiti, queste qua, cioè le cose, i bisogni primari, ok? Invece il resto era sempre da guadagnare in funzione di obiettivi, e questo va bene. Cioè il fatto, noi assistiamo per esempio a un'epoca in cui moltissime famiglie sono separate. Tantissime famiglie, sono figli di genitori separati, e cosa succede? Che i due genitori non vedono, cioè il figlio gioca, come dico, in due campi. Esatto, e questo quindi è deleterio. Però. È deleterio, certo. Sto parlando troppo. Grazie Barbie. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie a voi. E tanto ci rivediamo, no? Quindi arrivederci. Non mi veniva in mente nessun'altra parola. Dai. Mi sono, diciamo, incastrata. Mi sono incastrata. Pazienza, va bene, arrivederci. Ciao.